Fu un segno mirabile nell'aprile del 1263, lo resta tuttora. La lingua di Sant'Antonio, ritrovata incorrotta, continua a essere conservata e venerata nella Cappella delle Reliquie all'interno della Basilica. Questo straordinario momento si celebrerà domenica prossima, a 763 anni dalla ricognizione dei resti del santo, con la festa della traslazione delle reliquie, detta in maniera popolare festa della lingua, che ricorda come a quasi 8 secoli dalla sua morte il santo continui a parlarci. L'accento è posto su quelle reliquie che in qualche modo richiamano proprio all'apparato vocale, a ricordare l'importanza della capacità di parlare che aveva Sant'Antonio. Ecco, credo che noi siamo tante volte subissati, travolte da tanti tipi di parole, a volte sono parole vuote, a volte sono parole violente, aggressive. Ecco, Antonio parlava anche con forza, ma con una parola piena, vale a dire capace di trasformare la nostra vita, il nostro cuore, le nostre coscienze. A condurre la ricognizione nel 1263 fu Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dei frati francescani. Subito ci si rese conto dell'importanza di questo segno, tant'è che a San Bonaventura stesso viene attribuita questa invocazione, questa preghiera, quest'inno che invoca la lingua di Sant'Antonio come lingua benedetta che è stata in grado di benedire il Signore e di fare in modo che anche le nostre lingue si aprissero alla benedizione rivolta al Signore, ma anche reciprocamente. Sarà proprio il rettore padre Antonio Ramina a presiedere la solenne celebrazione alle 11. La Santa Messa delle 18 sarà invece presieduta da padre Roberto Brandinelli, ministro della provincia italiana dei frati minori conventuali. Seguirà la processione all'interno della basilica con la reliquia del mento del santo portata a spalla dalla Pia Unione Macellai Militi dell'Immacolata, alla quale parteciperanno anche altre realtà attive in basilica come l'Arciconfraternita di Sant'Antonio, la Veneranda Arca del Santo e gli ordini cavallereschi. Al termine la preghiera di affidamento al santo e la benedizione con la reliquia della falange del dito di Sant'Antonio, la stessa usata nella solennità del 13 giugno. Le messe di domenica alle 11 e alle 18 saranno trasmesse in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord Est.